Amici, siamo qui all'aeroporto. Eccoci amici. Abbiamo fatto io volevo abbiamo fatto pace. Volevo scusarmi per il battibecco che c'è stato in diretta, però il bello della diretta è pure questo. Ogni tanto mi fa innervosire. No, tu mi fai innervosire. Tu mi prendi sempre le battute. Il cameraman ha chiesto scusa, mi ha supplicato di perdonarlo, io ho accettato perché noi di Napoli siamo nati con cor. Siamo un pezzicore, siamo piezze e quindi ho perdonato perché è proprio un buon cuore. Quindi ci siamo pacificati. Grazie. Ecco. Ti devo chiedere scusa pure in diretta. Bravo, sarebbe un bel gesto da parte tua, sarebbe un bel gesto, bravo. Mi dispiace per essere troppo colto per te, per averti rubato le parole. A proposito di cultura, io so che la gente qui quando va via da Amsterdam droghe, stupefacenti vari. Noi invece guardate amici cosa portiamo via da Amsterdam, guardate queste culture amici. Ecco, Guardate che quadro, questo è un quadro di Van Gogh, fai vedere a me. Quadro di Van Gogh. Questo penso che presumibilmente sarà un suo amico. No, questo veramente è Van Gogh, carissimo presentatore. Sì, appunto, non c'è miglior amico di se stesso, come si suol dire. Io questo volevo dire. Scusa allora. Questo appunto Van Gogh, minchia, era brutto, Bello, fallo vedere un'altra volta, bello? Assomiglia un po' a te, devo dire la verità. È un po' brutto come te, devo dire la verità. Guardate amici, facciamo vedere il pennello come pennellava, vedete? La mano volava sul telo, guardate. Come ci possono venire tutti? Guardate, adesso vi faccio vedere un altro quadro che c'è, la gente rideva. Aspetta, facciamo un po' la gente che passa, perché noi siamo in aeroporto, qua siamo nell'aeroporto di Amsterdam. Ecco. Questo è il volo per Milano. Noi ci siamo messi qua. Il volo per Milano. Filma però, questo è un quadro famosissimo. Queste, se vedete, sono le margherite di... No, veramente questi sono i girasoli di Van Gogh. Scusate, i girasoli... C'hai le idee un po' confuse. C'ho le idee un po' confuse perché giovedì è stata i 120 anni della pizza margherita. Tu ti sei abbuffato. C'ho troppe margherite sullo stomaco. E quindi questo è, come vedete, i girasoli. Guardate che arte, guardate che sentite che profumo. Ma che si sente? Quella è la fotocopia. Vabbè, c'è anche l'essenza del profumo nella fotocopia. Solo artisti come noi ci possiamo... come noi? Perché tu ti paragoni... Sono un artista anch'io, noi fra artisti ci capiamo. E tu che fai? Dipingi pure? No, io faccio tutt'altre cose. Però, capito, noi fra di noi ci capiamo, abbiamo un certo feeling, io sento cose che altri non sentono, capito? Quindi queste noi fra artisti. Ecco. E quindi niente, io volevo... c'ho un colpo di telefono, scusate, in diretta. È in diretta così? In diretta. Pronto? È la direzione. Siamo in diretta sì. Un'altra destinazione? Perfetto, noi siamo a disposizione, ho fatto pace, ha chiesto scusa, non dai più le divisioni allora? Non lo licenziate, mi raccomando, ho messo i puntini sulle i. Sì? Va bene. Così diamo l'anteprima ai miei amici, va bene, adesso lo dico in diretta così, va bene. Allora, caro cameraman, abbiamo un'altra destinazione. Bello, si parte. Dove si va? E dove si va? A agosto si va a Budapest. Budapest. Quindi posso già anticiparvi che faremo un lavoretto lì, abbiamo dei lavoretti da fare a Budapest, una città di cultura pure. Bella ragazza Budapest, città di cultura. Che c'entra? A me mica interessa, voglio dire. Tu vedi, no, ma io devo cambiare camera, io vado lì con un altro camera e decido, perché proprio non è possibile, tu manco sapevi che questi erano quadri di Van Gogh. No, infatti, meno male. Io vi ho un po' raccontato un po' piccole cose, diciamo, però peccato che non sentite il profumo di questi quadri, il profumo, l'essenza, l'odore di questi quadri, una cosa che noi fra artisti proprio salutiamo. Vogliamo salutare? Sì, fai vedere un po' la gente. Ecco, la gente che arriva, gente strana comunque. Molto strana. Ci salutiamo, quindi ci rivedremo sulle strade di Budapest. E amici, io il cameraman, avete visto Van Gogh? Potete vedere pure no, va bene, è vero, una foto brutta, basta avanza. Poi hanno visto te durante tutto questo tempo. Povera gente, dico. Vabbè, comunque hai fatto bene le riprese o dobbiamo rifare tutto da capo come al solito? Hai fatto bene le riprese?
Okay, con me andiamo sempre... Andiamo sempre, sì, sì, a colpo. Andiamo sempre bene. Ok, va bene, allora io vi lascio, ci rivedremo. A presto amici. Arrivederci. Arrivederci.